Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. MPA e Lega vanno all'incasso da Schifani. Non hanno perso tempo i dirigenti dell'MPA e della Lega in Sicilia per notificare le nuove regole di ingaggio al presidente Schifani e all'incontro Raffaele Lombardo lo ha detto chiaro: non ci sono più 2 blocchi principali, Forza Italia e Fratelli d'Italia, e 3 partitini, Lega, MPA e DC. Insieme con il 13,6% e 10 deputati, Lega e MPA vogliono contare quanto i primi 2 gruppi, anzi di più, visto che gli altri hanno rispettivamente Presidente della Regione e Presidente dell'ARS, e saltano così definitivamente i numeri della spartizione dei manager della sanità, e chissà quanto durerà il rinvio. Cateno De Luca e la vergogna di Monza. Il sindaco di Taormina ha provato a entrare al Senato candidandosi a Monza in quello che fu il seggio di Silvio Berlusconi. Correva contro Adriano Galliani per il centrodestra e Marco Cappato per il centrosinistra. Ripeteva a tutti che i due non avevano speranza e che lui avrebbe vinto largo con i voti dei siciliani che vivono in Brianza. Cateno però aveva fatto i calcoli malissimo e ne è uscito con le ossa rotte. Galliani ha preso il 51%, Cappato il 39% e Cateno un miserabile 1,76%. Ma per sua fortuna Cateno non prova vergogna. Migranti, ricorso in Cassazione contro sentenze Catania. Il governo tramite l'Avvocatura Generale dello Stato ha presentato ieri distinti ricorsi per Cassazione contro i provvedimenti con i quali il Tribunale di Catania ha negato la convalida del trattenimento di migranti arrivati irregolarmente in Italia. I ricorsi, spiega una nota di Palazzo Chigi, sottopongono alla Suprema Corte l'opportunità di decidere a sezioni unite per la novità e il rilievo della materia e affrontano i punti critici della motivazione delle ordinanze impugnate. Unioncamere, cresce il numero delle imprese siciliane. Nel terzo trimestre del 2023 il sud della Sicilia hanno costituito il volano per la nascita di nuove imprese che, dati forniti da Unioncamere, sono quasi 60.000 in Italia, 18.000 nel sud e 4.000 in Sicilia. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni vede nell'isola un positivo di oltre 700 imprese. Famiglie siciliane spendono per alimenti 546 euro al mese. A tavola si spende mediamente il 18% del reddito, ma nel sud si arriva anche al 31%. Secondo i dati Coldiretti, una famiglia italiana media spende 482 euro al mese per l'acquisto di generi alimentari, ma la differenza tra le diverse regioni è davvero notevole. Prime, quasi a pari merito, la Sicilia con 546 euro e la Campania con 552, circa il 40% in più della Sardegna, dove una famiglia media spende 389 euro mensili. Ovviamente incidono anche a differenza dei prezzi e abitudini alimentari. Grande successo per Wine Sicily 2023, quinta edizione Wine Sicily che si è svolta dal 21 al 23 ottobre all'Orto Botanico di Palermo. Oltre 5.000 visitatori, 45 aziende e 400 etichette. I giurati hanno degustato un vino per ognuna delle cantine presenti. Il premio di miglior vino dell'anno è andato a Tenute la Favola di Noto. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.